Ci troviamo in uno dei luoghi più importanti, non solo del nostro territorio, ma credo d'Italia. Qui, con la battaglia di Magenta, è partito il processo davvero dell'unità d'Italia. E qui a Magenta sono arrivate le truppe franco-piemontesi sarde, quindi grazie davvero al sacrificio di tanti uomini oggi l'Italia è un'Italia unita, un'Italia inserita nell'Europa. Quindi un luogo storico importante non solo per Magenta ma per la Lombardia e per l'Italia. E poi un luogo che ci dice di come questa amicizia, questa collaborazione tra le popolazioni di questi luoghi e la popolazione della Sardegna sia continuata. Noi a Magenta oggi abbiamo l'orgoglio di avere un centro culturale importante grazie ad Eledda, che ha sviluppato negli anni davvero tantissime iniziative di carattere culturale. I giovani guardano, io credo, a questa realtà in modo intelligente e interessante, perché siamo tutti proiettati nel futuro, l'innovazione, le nuove tecnologie, i nuovi media, però è importante mantenere le proprie radici, la propria cultura. Mantenere la propria radice, la propria cultura vuol dire portare davvero tanti colori all'interno della comunità dove vivi. Quindi davvero noi abbiamo un grazie come comunità magentina da riservare ai nostri amici della Sardegna che vivono a Magenta, che vivono in Lombardia, che sono lombardi ma portano la tradizione, la cultura e tante eccellenze della Sardegna nel nostro territorio. Diciamo che l'idea della Proloco, che è nata più di 30 anni fa, era di valorizzare questo passo della storia che è avvenuto a Magenta, che come sempre durante le guerre c'è della strategia, c'è della fortuna, c'è del caso, però il fatto che la battaglia di Magenta, insieme ad altre entità territoriali sulla quale si è svolto questo scontro che va da Turbigo a Robecco, lungo il Naviglio e lungo il Ticino, questo ha permesso però la liberazione di Milano e della Lombardia. Infatti il 4 giugno sera, diciamo che Milano era libera, il 5 giugno era libera tutta la Lombardia, che era veramente il primo passo verso l'unità d'Italia, e grazie al fatto che non sia ceduto, non sia riusciti a far saltare il ponte sul Ticino, gli austriaci, e il ponte sul Naviglio Grande, l'ultimo rimasto, e i francesi sono incuneati di lì. Questi due ponti sono stati veramente gli eroi di quel giorno e coloro che hanno permesso il primo passo verso l'unità d'Italia. Noi abbiamo voluto riprenderlo perché, così come ci siamo appassionati, io personalmente da piccolo, purtroppo o fortunatamente l'età non depone a mio favore, ma io mi sono visto passare davanti nel 1959 l'autoscoperta con il generale de Gaulle, Presidente della Repubblica Francese, e Giovanni Gronchi, Presidente della Repubblica Italiana, quando per il centenario, insieme al Cardinal Montini, futuro Paolo VI, sono venuti a Magenta a fare questa grande cerimonia, che è stata poi l'occasione per i primi contatti ad alto livello fra i governi francese e italiano, quando si stava parlando di Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. E noi, che siamo stati sempre presi da questo studio della battaglia di Magenta, alla scuola, noi fortunatamente abbiamo studiato la storia 3 volte, medie, elementari, medie e superiori. Oggi si salta a pie pari. Noi abbiamo proprio voluto partire da questa nostra passione a riproporla. Infatti in 30 anni di storia credo di aver portato 25.000 persone, di cui gran parte di scuole di qualsiasi ordine e grado, fino alle scuole addirittura militari, a fare una visita guidata a questi luoghi della battaglia e far sì che la gente capisca che cos'è il Risorgimento, perché è l'unica storia vicino a noi dalla quale si comprende perché siamo questo paese, siamo questo popolo. Con il circolo, grazie ad Eledda, collaboriamo con l'amico Argiolas da credo 30 anni, almeno da quando è la mia presidenza, 30 anni, in modo proficuo, sempre pronti alle loro iniziative. Da parte nostra, proprio il compito della Proloco è quello di dare voce anche attraverso, noi avevamo un mensile, abbiamo adesso dei siti internet, dare voce a quelle che sono le iniziative di queste diverse associazioni di Magenta. Ne abbiamo quasi 200 a Magenta, ma quella dei Sardi è una delle più vive, delle più scattanti sempre, e noi siamo sempre al loro fianco proprio per promuovere e amplificare quelle che sono le loro iniziative, alle quali poi partecipiamo anche di persona quando occorre. Ci teniamo che queste persone che hanno dovuto lasciare la loro terra, sono venute qui, spero si siano trovate bene, a quanto pare dopo tanto tempo ci si trova bene insieme, che hanno sofferto l'esilio, tra virgolette, dal loro luogo, qui possono trovare un ambiente accogliente, soprattutto fatto nell'amicizia, nella grande correttezza e onestà di intelletto e di collaborazione.
Io ho avuto la fortuna di poter conoscere e visitare più volte la Sardegna e anche partecipando a queste iniziative non si va a vedere la Sardegna turistica, che è quella della discoteca o di tante altre piccolezze, ma si va veramente alla gente del posto che attraverso questi elementi enogastronomici, culinari, culturali, compagnia, fa vedere la propria anima, è quella con la quale poi ti interfacci. Buonasera a tutti, sono Laura Secchi del ristorante Vitanova e i piatti che abbiamo preparato oggi sono un pecorino in carrozza con una composta di cipolle rosse, un risotto carnaroli con cozze, pomodorini confit, bottarga e crema di pecorino, una fonduta diciamo fatta con il pecorino, la spigola alla vernaccia con le olive, che è una cosa appunto tipica dell'oristanese, i formaggi, un formaggio di capra erborinato e uno stagionato, quello stagionato servito con il miele e l'erborinato servito con cioccolato bianco e mandorle. Che vini ci abbiniamo oggi? Bene, buongiorno a tutti, sono Vinicio, sono un sommelier ice. Di fronte a queste meraviglie della regione Sardegna abbiamo naturalmente dei vini della tradizione sarda. Partiamo con un vermentino. Il vermentino è uno dei vini più tipici della Sardegna, il vino a bacca bianca più coltivato in Sardegna. Questo è un vermentino Is Aruntas di Cantine di Vernaccia, ha una spiccata sapidità e a mio modesto avviso si abbina perfettamente a questo piatto che ha di suo già una certa aromaticità e una certa ricchezza di sapori. Il vermentino appunto non ha bisogno di presentazione, è un vino molto sapido, molto particolare, con in questo caso la presenza di una nota di erbacea abbastanza sostenuta e a mio modo di vedere estremamente elegante rispetto al piatto che abbiamo presentato. Sul risotto io abbinerei Carmis di Contini 1898, è una bellissima, è un blend di vernaccia e vermentino, quindi proseguiamo col vermentino ma introduciamo anche la vernaccia. Un vino con una nota di grandissima finezza, molto floreale, ma di una buona struttura, adatto ad un piatto con questa struttura molto particolare, con la bottarga, con le cozze, con questo pomodorino. Sull'orata, l'orata è passata con la vernaccia e quindi l'abbinamento ovvio è vernaccia. Una vernaccia quasi in purezza, almeno il 95% di vernaccia di Oristano, non ossidativa, ma diciamo nella forma tradizionale di fermentazione. È un vino con una nota meravigliosa, di grande aromaticità, che si sposa meravigliosamente con questo piatto che ha una nota di tendenza dolce del pesce e di aromaticità delle olive. Lo stesso vino io lo abbinerei anche a questi formaggi abbastanza sostenuti, abbastanza strutturati, con una nota mielosa. Questo vino io ci credo andrà benissimo anche su questo piatto. Come dessert abbiamo preparato un semifreddo al miele con una riduzione dolce di vernaccia, un crumble di mandorle e delle mandorle caramellate. Che vino ci abbiniamo? Cara Laura, ci abbiniamo un moscato di Sardegna della cantina di Mogoro. È un moscato ovviamente molto dolce, è un 2019, quindi già qualche anno di affinamento in bottiglia. Mi aspetto che sia un abbinamento molto consistente e congruente, anche se abbiamo la vernaccia, perché con la struttura di questo piatto e con il miele in particolare, il moscato è sicuramente adatto e quindi abbiniamo un moscato di questo tipo del 2019. Come Circolo Culturale Sardo, grazie all'Eda di Magenta, abbiamo intrapreso questa strada della promozione dei territori in Sardegna. Nel 2021 abbiamo promosso il Sulcis Iglesiente, nel 2022 ci siamo rivolti verso l'Oristanese e abbiamo promosso questo territorio. Insieme al Circolo di Parabiago portiamo avanti queste iniziative per andare a trovare quelle realtà importanti in Sardegna che riteniamo che siano le realtà positive del territorio, e quindi adesso presenteremo
queste realtà nel territorio dove risiede il circolo, nella comunità dove risiede il circolo. Abbiamo fatto tanto con le amministrazioni locali che ci permettono di portare avanti questa presentazione dei territori, e noi speriamo che questo possa servire nel futuro per allacciare anche situazioni che portano a uno scambio sia culturale che anche economico, che dia la possibilità ai nostri territori di portare dove siamo noi le attività culturali, agroalimentari, e anche possibilmente riuscire a esportare i nostri prodotti di eccellenza che sono in questo territorio.